Buongiorno, dottoressa Tessari, direttore del Servizio di Igiene, Alimenti e Nutrizione dell'azienda ULSS 6 Euganea e referente a livello nazionale del tavolo tecnico sulla sicurezza nutrizionale. Oggi sono qui su incarico della Regione del Veneto per esporre uno degli argomenti presenti all'interno delle linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale prodotte dal gruppo di lavoro regionale sulla ristorazione scolastica. Il capitolo numero 7 riguarda il ruolo degli componenti dei comitati mensa, loro ruolo e compiti. Ringrazio i componenti del corso di formazione per i comitati mensa per la partecipazione e la sensibilità che hanno nei confronti della sana alimentazione, della ristorazione scolastica e delle eccedenze alimentari che si evidenziano anche nella ristorazione scolastica, alle quali tutti siamo tenuti a riflettere. Il contesto dei comitati mensa è un contesto previsto a livello di linee di indirizzo nazionale sulla ristorazione scolastica e a livello più ampio, a livello europeo, l'attività dei commissari mensa, quindi di voi componenti, è un'attività che rientra nell'Agenda 2030 prodotta dall'ONU per lo sviluppo sostenibile. Questa agenda presenta 17 obiettivi. I 17 obiettivi a cui le commissioni mensa contribuiscono sono l'obiettivo numero 1, povertà zero, l'obiettivo numero 2, fame zero, l'obiettivo numero 3, salute e benessere, e il numero 12, consumo e produzione responsabili in particolare, anche se tutti i 17 obiettivi alla fine possono rientrare nell'attività dei commissari mensa. Per cui il ruolo che avete è senz'altro un ruolo fondamentale. Se ognuno dei commissari mensa ed ognuna delle commissioni mensa lavorano seriamente nell'ambito del loro ruolo, sia pur volontario, in collaborazione con le amministrazioni comunali, possono senz'altro contribuire a raggiungere questi obiettivi per i quali l'ONU si è data una scadenza nel 2030. La Regione del Veneto, tramite un gruppo di lavoro ad hoc ormai costituito da numerosi anni, multidisciplinare, ha prodotto delle linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica. La stessa cosa ha fatto per quanto riguarda i soggetti anziani over 65 all'interno delle case di riposo, ed inoltre è stato elaborato un portale all'interno del quale vi sono delle ricette. Questo portale si chiama Ricettario 2.0, elaborate dalle dietiste e dei servizi igiene, alimenti e nutrizione delle aziende ULSS della Regione del Veneto, alle quali le scuole e le amministrazioni comunali possono accedere per poter elaborare dei menù adeguati dal punto di vista nutrizionale, che verranno esplicitati dalla dietista che esporrà il video successivo. Mi occuperò di esporre il capitolo numero 7 relativo alla valutazione del servizio di ristorazione scolastica da parte dei commissari della commissione mensa. La commissione mensa è costituita da genitori che hanno i bambini che frequentano le scuole, da professori referenti per la mensa, da personale delle amministrazioni comunali. Ovviamente, su richiesta espressa da parte delle amministrazioni comunali, può essere presente a queste commissioni anche personale dei servizi igiene, alimenti e nutrizione. Di solito sono dietiste
o medici specialisti in scienze dell'alimentazione che aiutano i genitori e tutta la commissione nella gestione del percorso proposto dalla ditta che vince il capitolato d'appalto nell'ambito dell'anno scolastico per la ristorazione dei bambini. La ristorazione scolastica comprende un po' tutte le fasce d'età, dai nidi alle materne, alle primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Chi fa la valutazione? Abbiamo visto come è costituita la commissione e esistono due tipologie di valutazione, una valutazione di processo ed una valutazione di risultato per quanto riguarda la ristorazione scolastica. La valutazione di processo sta all'autorità sanitaria competente, quindi ai servizi igiene, alimenti e nutrizione, e le amministrazioni comunali che gestiscono il capitolato d'appalto possono, per quanto riguarda il loro capitolato, verificare il processo, cioè verificare l'attività che i centri cottura svolgono all'interno del centro cottura ed anche il percorso dei pasti fino al momento della somministrazione all'interno delle loro mense. Mentre i genitori della commissione mensa hanno un ruolo molto importante a livello di valutazione di risultato. Quali sono gli strumenti di lavoro degli appartenenti alla commissione mensa? Le linee di indirizzo sulla ristorazione scolastica, il capitolato d'appalto del comune per cui il commissario partecipa alle commissioni mensa, il menù che viene somministrato presso la scuola, le schede di rilevazione del pasto che sono presenti all'interno delle linee di indirizzo della Regione del Veneto e che poi vi esporrò, un termometro a sonda che deve essere fornito dalla ditta di ristorazione ed essere presente all'interno delle mensa e la bilancia per gli alimenti che deve essere anche questa fornita dalla ditta di ristorazione. Che requisiti deve avere un commissario mensa? Deve essere obiettivo. Faccio un semplice esempio: non è possibile che un genitore di una commissione mensa formato esponga i problemi relativi al proprio figlio in sede di commissione. I problemi che un genitore commissario della mensa deve esporre nel momento della commissione sono problemi legati a tutta la classe o addirittura a tutta la scuola. Può capitare che ci sia il problema legato al singolo bambino, soprattutto se si tratta di bambini allergici o intolleranti o con altre problematiche, ma il ruolo è un ruolo che deve essere obiettivo e non legato al proprio figlio. Inoltre, i genitori della commissione mensa devono approcciarsi con tranquillità, con educazione, cortesia e correttezza nei confronti del momento di commissione mensa. Comunque i genitori sono il braccio destro dell'amministrazione comunale nella gestione del capitolato d'appalto, anche se è chiaro che il ruolo che loro hanno è un ruolo solamente consultivo e non vincolante ai fini della funzionalità del servizio. Nelle commissioni mensa partecipano sempre le ditte che vincono il capitolato d'appalto, quindi le ditte di ristorazione. Sono lì per collaborare e per migliorare la propria attività. Quindi i genitori, consapevoli di questo, possono esporre le loro problematiche. I genitori raccolgono suggerimenti, promuovono idee di iniziative, esaminano proposte di informazione e formazione, analizzano situazioni di disagio organizzativo, riportano elementi di valutazione sull'organizzazione del servizio, garantiscono il contatto con gli altri genitori e con i bambini, spesso hanno delle chat specifiche apposta
per la commissione mensa ed è una cosa che funziona, e possono rilevare disfunzioni e problematiche legate ai menù, quindi anche alla qualità del pasto ed alle eccedenze alimentari. La cadenza delle commissioni mensa, la riunione di queste commissioni può avvenire semestralmente, usualmente avviene circa 3-4 volte nell'arco dell'anno scolastico se non ci sono problematiche importanti, quindi a scadenza di ogni trimestre. Mentre qualora si manifestasse una problematica importante sarà necessario riunire la commissione mensa. Chi convoca le commissioni mensa? Di solito è il funzionario comunale che si occupa di ristorazione scolastica, che funge anche da presidente della commissione. Qualora vi siano emergenze o problematiche particolari, la richiesta di convocazione della commissione mensa può avvenire da parte dei genitori appartenenti alla stessa. Le opportune modalità di accesso da parte dei componenti della commissione mensa all'interno delle mense scolastiche. Il controllo all'interno delle mense scolastiche viene attuato da ciascun genitore, l'accesso massimo è di 2 genitori per volta ed avviene durante il momento della somministrazione. Ogni amministrazione comunale di solito ha già un regolamento che deve essere studiato dai genitori che desiderano accedere alla mensa scolastica. È chiaro che l'attività dei commissari avviene durante la fase di somministrazione e la fase in cui i bambini mangiano presso la mensa, per cui non devono disturbare. Di solito si posizionano in un tavolo preparato a parte e assaggiano tutti gli alimenti. Assaggiano significa che non devono richiedere un pasto completo, ma basta un semplice assaggio di tutti i piatti che andranno a comporre il piatto del giorno. È chiaro che i genitori non dovranno fare apprezzamenti positivi o negativi nei confronti delle addette alla somministrazione del pasto, che svolgono il loro lavoro secondo la formazione, quindi l'istruzione che viene a loro data dalle ditte che le hanno assunte. Durante questo momento i genitori compileranno delle schede di valutazione che adesso espongo e sono presenti su questo capitolo numero 7. Altra cosa importante: evitare di divulgare alla popolazione quanto viene svolto durante la fase di commissario all'interno della mensa. Quali sono i criteri necessari per controllare la mensa a cui deve sottostare un commissario mensa, che può essere un funzionario comunale oppure i genitori? Il controllo dei menù, il controllo delle temperature, il rispetto delle grammature delle pietanze e il gradimento o la percentuale di scarto, cioè il controllo delle eccedenze alimentari, a cui la popolazione si sta sempre più sensibilizzando e nei confronti delle quali la regione in particolare è molto sensibile. Le schede di valutazione presenti nel capitolo 7 delle linee di indirizzo sul miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica sono costituite da una parte che evidenzia tutti gli aspetti che un genitore può valutare relativo agli aspetti igienico-sanitari, una parte che riguarda la qualità nutrizionale dei piatti che vengono somministrati ai bambini, e poi c'è una parte di queste schede che può essere compilata dai bambini stessi. Inizio ad esporre nello specifico la prima parte, quindi la parte che riguarda gli aspetti igienico-sanitari. Deve essere compilata completamente con il nome e il cognome del genitore che ha prodotto la scheda. Questo momento di formazione è importante perché le schede devono essere compilate dall'inizio alla fine e la loro compilazione deve essere completa.
negli aspetti igienico-sanitari è importante valutare la temperatura dei piatti che vengono somministrati. Allora, di solito come funziona una mensa scolastica? C'è un banco self-service che di solito è a bagnomaria, nel senso che vi è dell'acqua all'interno del quale vengono posizionate delle pentole di grandi dimensioni, multiporzioni, che si chiamano gastronorm. L'acqua del bagnomaria viene riscaldata intorno agli 80-85 gradi centigradi ed ha la funzione di mantenere a temperatura corretta gli alimenti che sono stati cotti presso il centro cottura e veicolati mantenendo la temperatura a caldo presso le mense scolastiche, quindi in periferia. I genitori quindi devono misurare la temperatura e compilare questa scheda e valutare il livello di igiene degli utensili e delle stoviglie. Passeranno poi alla valutazione della seconda parte della scheda, la parte che riguarda la qualità degli alimenti. Questo è molto importante perché spesso i genitori portano delle lamentele riferite da altri genitori, ma è importante che queste lamentele corrispondano anche a quanto evidenziato in queste schede di valutazione, per cui all'interno della commissione mensa è corretto sì portare le lamentele, però verba volant scripta manent, le lamentele devono essere supportate da una descrizione specifica della problematica, perché può succedere che per dinamiche che si manifestano nei bambini, magari solo ad uno non piaccia un determinato alimento e le parole vengono passate fra tutti i bambini, si arriva alla fine a pensare che un alimento non sia buono, non sia gustoso, non sia di qualità. In realtà quando il commissario della mensa accede alla mensa e lo assaggia, si accorge che l'alimento è gustoso, è buono e saporito. Anche la scheda di valutazione numero 2 è una scheda complessa. Per ogni piatto, primo, secondo, contorno, pane, frutta, verdura, è chiesto di valutarne la gradibilità e la quantità. Quindi la qualità in realtà, quindi la scheda numero 2 fa riferimento alla qualità degli alimenti che vengono somministrati. È da tenere presente che alla fine della scheda vi è anche la valutazione dello scarto di alimenti della giornata. Le schede 3 e 4 sono delle schede studiate appositamente per i bambini con delle faccine dove si chiede ai bambini se hanno mangiato bene e si fanno anche alcune domande relative all'ambiente in cui si trovano, se si trovano bene, se è un ambiente rumoroso o meno. Queste schede non devono ovviamente essere somministrate dai genitori appartenenti alla commissione mensa, ma possono e dovrebbero essere utilizzate dalle ditte di ristorazione scolastica che possono somministrarle nell'arco magari di una settimana in tutto l'anno scolastico ai bambini, in modo tale che possano per quella settimana fare una valutazione dei pasti somministrati dalla ditta. Le schede di valutazione rivolte ai bambini non sono destinate ai genitori della commissione mensa, ma alle ditte di ristorazione. Le ditte di ristorazione spesso è previsto questo nel capitolato d'appalto da parte delle amministrazioni comunali, devono, e qualora non sia previsto nel capitolato possono, fare una valutazione diretta nei confronti dei bambini, utilizzando queste schede relative alla gradibilità dei loro pasti. Questa somministrazione delle schede può essere fatta anche nell'arco di una sola settimana, quindi si prende una settimana tipo, di solito le ditte fanno nel mese di aprile o nel mese di maggio, quindi
verso la fine dell'anno scolastico fanno una gradabilità dei pasti rivolta ai bambini, elaborano i dati relativi alla gradabilità da parte dei bambini e li espongono nella commissione mensa, in modo che i genitori possano rendersi conto di come gli studenti valutano i pasti che a loro vengono somministrati. Prima ho esposto una slide in cui si potevano visionare gli strumenti che devono essere utilizzati dai commissari mensa. Parliamo del capitolato d'appalto. I genitori della commissione mensa possono visionare il capitolato d'appalto per la propria mensa, ovviamente. È opportuno che le amministrazioni comunali espongano nel loro sito questo capitolato d'appalto. Non necessariamente devono esporre tutto il capitolato, ma senz'altro è opportuno che permettano di far visionare lo stesso ai genitori delle commissioni mensa. Di conseguenza, una volta visionato il capitolato d'appalto, i genitori potranno capire quali sono gli alimenti di cui la ditta può avvalersi per la preparazione dei pasti per i loro figli. Di conseguenza può essere, per esempio, che un genitore dica: a me piacerebbe il pesce persico. Non ha nemmeno senso che lo proponga in commissione, perché magari nella schede merceologiche del capitolato d'appalto il pesce persico potrebbe non essere nemmeno presente. Questo è un esempio per spiegare che le ditte di ristorazione sono tenute ad utilizzare solo materie prime previste dal capitolato. I nuovi capitolati d'appalto sono obbligatoriamente legati ai criteri ambientali minimi che prevedono per le amministrazioni scolastiche delle percentuali elevatissime di materie prime di tipo biologico, oppure materie prime appartenenti alla filiera corta, oppure materie prime del mercato equo e solidale. È opportuno quindi che i genitori studino gli articoli dei capitolati d'appalto relativi alle loro mense assieme agli amministratori comunali. Com'è? È opportuno che diano un occhio al capitolo numero 7 presente all'interno delle linee per la ristorazione scolastica della Regione del Veneto, che sto cercando di esporre in questo momento. I menù, quindi il terzo strumento in possesso del genitore o del funzionario comunale o dell'insegnante referente per la scuola che facciano parte della commissione mensa è il menù. Viene prodotto dalle dietiste dei centri cottura, elaborato secondo le linee guida nazionali, secondo il LARN, secondo le linee di indirizzo regionali, e verrà approfonditamente esposto dalla dietista che esporrà il video successivo. Nel capitolo 7 è presente una tabella per la variazione del peso da crudo a cotto di tutti gli alimenti. Quindi se un genitore desidera valutare il rispetto delle grammature per quanto riguarda le singole porzioni suddivise per fasce d'età, potrà farsi pesare dalle addette alla somministrazione 2 o 3 delle porzioni che le addette preparano e poi farne una media e riportare la media della grammatura sulla scheda di valutazione che compilerà. Il genitore della commissione mensa che accede alla mensa quel giorno farà anche una valutazione riguardante la corrispondenza del menù proposto dalla ditta e valutato dalle dietiste dei servizi igiene, alimenti e nutrizione delle aziende ULSS della Regione del Veneto a quello che in realtà viene somministrato.
può succedere che saltuariamente, di solito quando ci sono degli scioperi del personale dei centri cottura o altre tipologie di problematiche, i pasti che vengono somministrati non corrispondano al menù, e questo è previsto anche nel capitolato d'appalto, quindi una lettura approfondita anche di questo argomento può essere utile ai genitori. I genitori della commissione mensa potranno chiedere agli addetti alla somministrazione che misurino la temperatura degli alimenti contenuti all'interno delle gastronorma. Deve essere chiaro a tutti che nessun estraneo alla somministrazione dei pasti può utilizzare il termometro e o toccare gli alimenti. Saranno le addette che inseriranno il termometro all'interno delle preparazioni e valuteranno la temperatura. La temperatura si può evidenziare nei termometri a sonda da un video a cui i genitori possono fare riferimento. Le temperature, come potete vedere nel termometro qui esposto, sono superiori ai 60 gradi per quanto riguarda la conservazione degli alimenti a caldo e inferiori ai 10 gradi per quanto riguarda la conservazione degli alimenti a freddo. Ora, se una temperatura che viene controllata da un genitore è intorno ai 59 gradi oppure è intorno ai più 11 gradi, ecco, queste sono cose per i quali è necessario avere il buon senso. Mi raccomando di fare queste valutazioni della temperatura secondo norma, ma se c'è la variazione di 1-2 gradi in più o 1-2 gradi in meno, non farci nemmeno caso, perché durante la veicolazione del pasto sicuramente ci possono essere delle lievi modificazioni della temperatura che non influiscono sulla qualità del pasto dal punto di vista della contaminazione microbiologica. È chiaro che i genitori devono fare molta attenzione agli scarti. Vi è una differenza fra scarti ed eccedenze alimentari. Le eccedenze alimentari sono la quantità di alimenti che rimangono all'interno delle pluriporzioni, quindi delle vasche, delle gastronorma, e queste possono essere riutilizzate. Quindi la Regione del Veneto e i servizi igiene alimenti e nutrizione delle aziende ULSS del Veneto sono particolarmente sensibili a queste, perché vi è la possibilità di riciclare questi pasti che non sono stati toccati dai bambini e donarli a associazioni benefiche. Quindi qualora siate interessati a questo, potete fare riferimento a tutti i direttori dei servizi igiene alimenti e nutrizione delle aziende ALS. Per quanto riguarda invece gli scarti alimentari, cioè ciò che avanza dai piatti dei bambini, questo può essere dovuto al fatto che spesso gli alimenti che fanno parte di quella che è un'alimentazione sana, un'alimentazione mediterranea, spesso non rientrano nei piatti che vengono somministrati a casa. Un esempio sono i piatti a base di pesce o i piatti a base di legumi o anche le verdure, che di solito sono le preparazioni che registrano un maggior quantitativo di scarti. Quindi è vero che esistono questi scarti, però è anche vero che voi genitori della commissione mensa, sotto questo punto di vista, avete un ruolo fondamentale, che è quello di trade union tra scuola, amministrazione comunale e altri genitori, spiegando a questi altri genitori che ciò che i bambini mangiano a casa è quanto mangiano in mensa, e spesso pesce e legumi vengono trascurati a casa e quindi i bambini a scuola non sono abituati a questo tipo di gusto. È fondamentale, come vedrete nel video successivo, che questi alimenti vengano quindi lavorati anche a casa.
Altro paragrafo importante per i genitori e per tutti i commissari è relativo alle non conformità che si possono presentare durante l'anno scolastico all'interno di una mensa. Cosa sono le non conformità? Le non conformità sono le problematiche che si possono evidenziare all'interno di una mensa. Per esempio, la presenza di un corpo estraneo all'interno di un piatto che viene somministrato ai bambini, la presenza di un animaletto all'interno di verdure che magari è sfuggito al lavaggio e all'occhio dell'addetto che lava le verdure. Allora, queste cose possono manifestarsi, come per esempio anche una scarsa igiene dei locali della mensa. Queste non conformità sono tutte ben descritte all'interno del capitolo 7 e ci sono 2 facciate intere di non conformità. Alle non conformità possibili a cui voi genitori vi potreste trovare di fronte corrispondono delle azioni correttive che voi come genitori della commissione mensa devono corrispondere alla comunicazione all'amministrazione comunale. Quindi vi deve essere la possibilità che i genitori della commissione mensa e gli insegnanti referenti della commissione mensa possano contattare gli amministratori comunali, i funzionari comunali che si occupano di ristorazione scolastica per le urgenze, quindi per le non conformità gravi, anche tramite telefono. Per le non conformità lievi, quale può essere per esempio la presenza di una ragnatela all'interno, che ne so, del magazzino della mensa, via mail. Quindi le comunicazioni vanno fatte o per telefono se sono urgenti o via mail ai funzionari che si occupano di ristorazione scolastica dell'amministrazione comunale. Quando c'è invece la comunicazione diretta con la ditta di somministrazione, quando ci sono problematiche legate alla gradibilità del pasto da parte di bambini con diete speciali. Cosa sono le diete speciali? Sono le diete legate a patologie che determinino l'esclusione di determinati alimenti dal pasto dei bambini, oppure anche allergie o intolleranze alimentari. Vi sono poi diete speciali dovute a religione o motivazioni etiche. Allora può succedere che un bambino sia allergico a 2 o 3 ingredienti che si possono trovare all'interno di una stessa preparazione alimentare, che quel bambino abbia delle problematiche di salute particolarmente importanti, per cui è opportuno che il genitore, il papà, la mamma del bambino in causa si relazioni direttamente con le dietiste della ditta, che verranno senz'altro incontro alle esigenze del bambino. Ricordo però che gli altri bambini, cioè i bambini che non hanno problematiche legate alla salute o motivazioni etico-religiose, sono bambini che hanno accesso ad una ristorazione scolastica che è anche un momento educativo dal punto di vista nutrizionale e non è, così come a volte si pensa, un momento ristorativo. Educativo significa che in quel tempo i bambini imparano a mangiare in modo sano. Quindi è fondamentale che i genitori appartenenti alle commissioni mensa siano come braccio destro all'amministrazione comunale, ma questo l'ho già detto anche prima, la trade union con gli altri genitori per quanto riguarda gli aspetti legati alla qualità nutrizionale che verranno esposti nel video successivo, perché i bambini di oggi saranno gli adulti di domani e la qualità nutrizionale nell'arco della vita insieme al movimento sono fondamentali per migliorare la qualità di vita in età adulta ed in età avanzata. Finendo l'argomento relativo alle non conformità, a queste seguono delle azioni correttive, come vi dicevo, a cui voi
potete accedere alla visione valutando il capitolo 7. Queste azioni correttive vanno rivolte all'amministrazione comunale e possono richiedere la presenza dell'azienda ULSS o meno. Ovviamente se sono non conformità gravi, come potrebbe essere la presenza di un corpo estraneo, sarà l'amministrazione comunale che contatterà l'ULSS. Quindi il passaggio con l'ULSS viene fatto di solito dall'amministrazione comunale qualora lo ritenesse opportuno. Vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro.